Bene, buongiorno a tutti e oggi siamo così, è stata una cosa inaspettata. Sono con Doriano, il vice sindaco che comunque anche si occupa di scuole, di istituti di istruzione, e con Francesca Marangon, che è la nostra consigliera delegata proprio dei rapporti con la pubblica istruzione. E presentiamo una cosa che c'è un'idea che abbiamo avuto qualche tempo fa. Presentiamo appunto questa Costituzione in edizione storica che abbiamo fatto realizzare appunto dall'ufficio segreteria, e che proprio perché parte dall'amore che dovremmo avere per il testo costituzionale, e appunto che è un testo poco conosciuto, probabilmente lo dico ahimè, ai noi in questo caso. Però la nostra idea è quella di poterla regalare a tutti i ragazzi, ai giovani cittadini delle classi quinte elementari, e appunto di fare questo dono che possa essere uno spunto per conoscerla, per amarla e per rispettarla. Quindi nei prossimi giorni adesso ci stiamo organizzando per fare appunto una visita nelle nostre scuole primarie per poterla regalare e poter così fare questo pensiero ai nostri giovani cittadini. Doriano, so che tu sei stato un sostenitore di questa idea, perché insomma proprio anche l'idea di trovare un testo storico ci era piaciuto particolarmente, quindi insomma un messaggio di... Sì, allora è un'idea dell'amministrazione, non vuol dire se l'ho promossa io o il sindaco, perché è una cosa talmente coinvolgente che è proprio per tutti. Qualche anno fa avevamo questa bella abitudine di darla ai diciottenni, però cominciamo dalle quinte a far capire cos'è la Costituzione, vero Mauro? Francesca? Beh, io ritengo che sia assolutamente importante che ogni famiglia ce l'abbia in casa. E quindi tu hai ancora quella di Andrea? Io ho ancora quella di mio figlio, perché appunto sono una dei fortunati che in quel periodo appunto l'ha ricevuta. Tant'è vero che la tengo ancora a disposizione sempre, perché ritengo che effettivamente, come diceva il sindaco, di norma noi non la prendiamo, non la acquistiamo come qualsiasi altra cosa, no? Però è importante, perché io ancora adesso molto spesso, quando ho bisogno di verificare un articolo di cui si sente parlare, in cucina ce l'ho e me la vado a prendere in mezzo ai libri di ricette, e me la vado a prendere. Che sono particolarmente importanti. Ecco, e quindi vado, mi leggo l'articolo e capisco, e mi faccio anche un'idea, una considerazione di quello che effettivamente sto ascoltando, per capire l'importanza appunto di quello che soprattutto in questi ultimi tempi sta avvenendo, perché sapete bene che ogni volta che si parla di un decreto, di una legge, eccetera, eccetera, bisognerebbe che ognuno di noi avesse effettivamente la comprensione di quello che si va ad ascoltare, anche per poterla mettere in pratica. Quindi per orientarci, quindi è un dono bene. per orientarci. Sì, molto bene, direi. Visto che siamo a Natale, penso che possiamo considerarlo appunto. Sì, io volevo solo concludere con la frase che abbiamo messo proprio all'inizio: la Costituzione è un semplice pezzo di carta e se cade a terra non si muove. Perché si muova bisogna metterci dentro ogni giorno il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. È un po' una malattia anche dei giovani di adesso, l'indifferentismo. E questo lo diceva Pietro Calamandrei nel suo discorso sulla Costituzione il 26 gennaio del 1955, un discorso che ha appunto denominato "La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica". Quindi buona lettura, e con l'augurio, come dicevo prima, di leggerla, rispettarla ed amarla. Ricordiamo, Maura, che in questi giorni le nostre scuole superiori compiono 30 anni. E quindi vi utilizziamo anche per un appuntamento, perché sabato 18 alle ore 10 sì. il nostro istituto superiore Cristoforo Colombo, quindi le nostre scuole superiori, compiono 30 anni, e quindi insomma sarà l'occasione per rivedere i vecchi alunni dei primi anni, e per festeggiare. Grazie e buona giornata. E buon Natale a tutti. E buon Natale. Buon Natale a tutti.